Ciao a tutti, bentornati nel mio canale Le ricette di Franci74. Oggi prepariamo insieme le tilicas de Saba. Oggi prepariamo le deliziose tilicas de Saba, o dette anche caschettas a seconda del luogo della zona della Sardegna in cui si preparano. Sono dei dolci della tradizione sarda che vengono preparati ormai da generazioni nel nord Sardegna, ma ormai li possiamo trovare praticamente dovunque, anche nei supermercati. Dei dolci appunto che vengono fatti con la pasta violata, molto sottile, ripiena della saba, come diciamo noi in sardo, della sapa, che altro non è che il mosto dell'uva cotto e stracotto, praticamente che poi alla fine risulta quasi come una marmellata, poi lo vedremo. Se vi siete persi la mia ricetta della sapa fatta in casa, mi raccomando, andate a vederla, lascio il link in descrizione e anche la scheda allegata. Ora vi faccio vedere comunque gli ingredienti che ci servono per fare questi meravigliosi dolci e come si preparano. Per la pasta ci occorreranno 250 g di farina 00, 250 g di semola rimacinata o semola fine, poi ci occorreranno 250 ml di acqua tiepida, ci occorreranno poi 50 g di zucchero, 60 g di strutto e degli zuccherini colorati o dorati o argentati. Per il ripieno ci occorrerà la scorza di un'arancia grattugiata, una bustina di mix di spezie, 140 g di mandorle macinate, 50 g di semola rimacinata, 400 g di sapa. Iniziamo con la preparazione della nostra ricetta. Dunque ci servono comunque degli attrezzi, una sfogliatrice, che può essere una sfogliatrice a mano come la mia, poi una rotella per tagliare la pasta come questa. Qui in Sardegna o comunque si trovano delle bellissime rotelline artigianali che fanno dei decori stupendi, proprio adatte per fare tutti i dolci sardi particolari che a volte escono dalle mani di queste signore che fanno dei dolci da anni, proprio dei capolavori. Quindi insomma una rotellina per la pasta, anche se è semplice, va bene lo stesso. Ok, dunque a questo punto procediamo a fare prima la pasta. Quindi prendiamo una ciotola un po' più grande, uniamo le due farine, quindi la semola rimacinata, la farina 00, quindi le mixiamo. Aggiungiamo lo zucchero, continuiamo a mescolare, così. Allora, se è la prima volta che passate dal mio canale, mi raccomando, ricordatevi di iscrivervi e attivare anche la campanella di notifica, così non rischiate di perdere nessun video. Ok, allora adesso mettiamo lo strutto. Piano piano lo incorporiamo insieme alle farine e allo zucchero. Questa è una ricetta molto antica, come vi dicevo, che veniva preparata nel mese di fine ottobre, praticamente, perché praticamente si usava mangiarlo i primi di novembre per la ricorrenza appunto di tutti i santi, tutti i morti. Qui in Sardegna ci sono diverse tradizioni che non hanno nulla da invidiare a Halloween. Il nostro Halloween sono praticamente i bambini che si andavano in giro a chiedere i dolci, e le persone che aprivano davano quello che avevano, e anche questi dolci sardi. Quindi i Sani Meddas andavano in giro a chiedere quello che le persone potevano dare, ecco. E questo era l'Halloween sardo. Allora continuiamo ad amalgamare tutti gli ingredienti. Una volta che abbiamo mischiato tutti quanti questi ingredienti, aggiungiamo piano piano l'acqua. Iniziamo comunque da 250 ml, lo facciamo piano piano perché
è possibile che le farine che abbiamo non assorbano tutta l'acqua, quindi è possibile anche che ne dobbiamo utilizzare meno. Io l'ho leggermente intiepidita, quindi facciamo una fontanella al centro e iniziamo a metterne un pochino. Una volta che abbiamo raggiunto questa consistenza ci possiamo spostare dalla ciotola al piano di lavoro e lavoriamo bene finché il nostro composto, quindi la nostra pasta, non risulta più appiccicosa e risulta bella liscia. Uffa per me. Ok, io continuo a lavorare, mi sono trasferita sul tavolo direttamente perché la spianatoia con un po' di forza sballonzolava un po' troppo. Qui vicino a me c'è anche la mia spatola che mi serve anche per tirare così la pasta e per tagliarla dopo. Comunque, se vi piacciono i miei attrezzi, volete vederli, li trovate nel link in descrizione, così se li volete potete averli. Continuiamo a lavorare. Una volta che abbiamo raggiunto questa bella consistenza, vedete, il panetto risulterà bello morbido, anche leggermente elastico, non appiccicoso. Io, per intenderci, ho messo tutta l'acqua perché la mia farina l'ha ricevuta tutta, però voi, come vi ho detto, mi raccomando, piano piano versate l'acqua e vi accorgerete appunto se la vostra farina la prende tutta, insomma. Ok, adesso la avvolgiamo in un po' di pellicola trasparente, la facciamo riposare, la mettiamo da parte e nel frattempo noi andiamo ai fornelli a preparare il ripieno delle nostre tilikas. Eccoci ai fornelli, adesso faremo il ripieno delle nostre tilikas o caschettas. Quindi prendiamo la nostra sappa. Vi ricordo che se volete farla in casa, io sul mio canale ho fatto la sappa fatta in casa, un bel video, quindi vi lascio il link in descrizione. Quindi mettiamo tutta la sappa in un pentolino abbastanza capiente, cercando di non sprecarne niente perché la sappa è molto preziosa. Ok, ora accendiamo il gas e la facciamo riscaldare. Quando inizierà a scaldarsi, praticamente inizierà a diventare più liquida, come la marmellata quando la mettiamo sul fuoco, tende di nuovo a diventare più liquida, vedete? Allora, a questo punto possiamo andare a abbassare proprio bene la fiamma e a grattugiare la scorza di un'arancia, se possibilmente, se è biologica, è meglio. Ok,
Una volta che abbiamo messo la scorza dell'arancia, uniamo anche questo mix di spezie che troviamo in commercio e si chiama La Saporita, che è una miscela di spezie che appunto contiene semi di coriandolo, cannella, semi di carvi, chiodi di garofano, noce moscata, un po' di tutto, anche anice stellato, e dà proprio quel sapore tipico di questi dolci, si sposa benissimo con la sapa. Adesso procediamo a mettere le mandorle grattugiate, amalgamiamo per bene. Uniamo anche la semola . Adesso che abbiamo unito tutti gli ingredienti, non ci resta che far raddensare bene il composto finché appunto non si formerà una sorta di impasto un po' più omogeneo che si staccherà un pochino dalle pareti. Ho terminato la cottura del ripieno, vedete appunto è molto denso, però ancora molto caldo, quindi lo lasciamo riposare, raffreddare. Nel frattempo la nostra pasta violata è pronta, quindi con la mia spatola vado a dividerlo e vado a adesso con un mattarello lo stenderò leggermente e poi piano piano lo vado a stendere fino a che è abbastanza sottile, poi appunto vi farò vedere lo spessore. Quindi la pasta che non utilizziamo la mettiamo da parte, la copriamo con un canovaccio. Nel frattempo, come appunto abbiamo detto prima, andiamo a stendere un pezzettino di pasta con il mattarello. Se vediamo appunto che si appiccica, mettiamo pochissima semola sul piano da lavoro oppure sulle mani, in questo modo, e iniziamo a passarlo nella nostra sfogliatrice allo spessore più largo. Adesso io ripasserò la pasta 2 volte con lo stesso spessore e via via assottiglierò, quindi diventerà sempre più sottile con la rotellina che abbiamo di fianco. Ovviamente a seconda della sfogliatrice che abbiamo andiamo poi a diminuire. Allora ho steso la pasta, quindi l'ho sfogliata per bene. Quindi io sono arrivata fino alla penultima tacca della mia sfogliatrice. Questo è lo spessore, ve lo mostro. Ok, adesso andiamo a tagliare la pasta in rettangoli di 12 cm di lunghezza per 5 di altezza. Allora, ho preparato tutti i rettangolini di pasta violata. Nel frattempo il nostro ripieno si è sfreddato, praticamente si è quasi solidificato. Ne prendiamo una quantità minima, facciamo un salsicciotto
lo posizioniamo nella pasta, lasciando però dello spazio sia da una parte che dall'altra. Quindi facciamo questo movimento così, pizzichiamo di lato la pasta, quindi la chiudiamo e poi andiamo a dare una forma. La prima la posizioniamo nella nostra teglia ricoperta di carta da forno. Allora ne sto facendo un'altra, ho preso degli zuccherini, li ho infilati proprio sul ripieno, chiudiamo sempre gli estremi, diamo proprio anche una forma anche un po' diversa e possiamo fare anche questo. Ecco, qui ho terminato di fare le mie tilikkas, ora possiamo infornarle a 160 gradi per 15 minuti, modalità ventilata. Sono trascorsi 15 minuti, le nostre tilikkas o caschettas sono cotte, eccole qui, non dobbiamo farle scurire troppo, quindi 15 minuti sono più che sufficienti, vi ricordo 160 gradi, modalità ventilata, sono ancora molto calde, quindi non si possono toccare perché se no si rischierebbe proprio anche di deformarle oppure di romperle. Quindi oggi ahimè non potrò fare la prova assaggio perché bisogna farle sfreddare molto bene. E niente, quindi vi dovete fidare di me, vedete che sono tutte diverse, sono come sempre artigianali, vi assicuro però che sono veramente buone e poi soprattutto è un prodotto tipico della nostra terra, della Sardegna, quindi vi consiglio di farle. E se vi è piaciuto questo video mi raccomando fate un bel like e se non vi siete ancora iscritti al mio canale iscrivetevi e attivate anche la campanella di notifica così non vi perdete nessun video. Venite a trovarmi sui miei social che sono Facebook, Instagram e Twitter e non dimenticatevi anche del mio sito. Lì trovate tutte le mie ricette o quelle più importanti spiegate passo passo, quindi voi potete tranquillamente sedere e annotarvi tutte le ricette con calma. Mi raccomando, non perdetevi il prossimo video perché io vi aspetto. Ciao!